Carlo Salvan, vicepresidente regionale Coldiretti. Oggi presentiamo dei dati sul 2021 che ha visto una ripresa. Come è stata vissuta questa ripresa? È stata vissuta a tratti chiaroscuri perché sicuramente ci sono stati dei settori che hanno visto anche in quotazioni o prezzi o valutazioni sicuramente remunerativi e altri settori, in particolare penso ai frutticoltori e all'orticoltura, che anche laddove ci sono state delle remunerazioni significative purtroppo il problema principale è stata la mancanza del prodotto a causa delle gelate. Quindi sicuramente il settore si è dimostrato ancora sul pezzo con delle problematiche e delle criticità legate come sempre all'andamento stagionale, ma ancora protagonista di essere in grado di sviluppare una filiera, un progresso economico di primo rilievo. Quali sono le aspettative di Coldiretti, diciamo, per il futuro? Che l'agricoltore venga messo al centro di qualsiasi agenda politica, sia locale sia comunitaria, perché abbiamo capito durante la pandemia che proprio dall'agricoltura può partire quel volano economico che trascina anche gli altri settori ed è fonte di sicurezza alimentare, di salute e di cibo di qualità.